Se l'esordio di Grazia Deledda avviene ovviamente nel ventre molle dell'editoria, nella zona del feuilleton, nella zona delle riviste ad ampia diffusione e indirizzate a un pubblico medio-basso, direi più basso che medio-basso, però appunto immediatamente dopo i primi anni, immediatamente nei primi anni 90, Deledda compie delle virate e compie anche un salto di qualità di scrittura per intercettare, per essere compatibile come scrittrice con le attese di altri livelli dell'editoria e di altri livelli della società intellettuale, dei gruppi intellettuali. Ma l'episodio che le fa fare un vero salto di qualità è la conoscenza di Angelo De Gubernatis, l'incontro con questo grande professore universitario romano che allora dirigeva diverse riviste, una delle quali era Natura ed Arte, riviste molto avanzate, molto apprezzate dall'intelligenza italiana del tempo. Ecco, l'incontro e la corrispondenza fitta con De Gubernatis le fa fare un grandissimo salto di qualità. Deledda accede a riviste che non sono più quelle di Perino. Sono riviste che hanno un pubblico quantitativamente minore, ma qualitativamente incomparabilmente più alto rispetto a quello precedente. Angelo De Gubernatis fu incaricato dal Ministero di fare una serie di libri sulle tradizioni popolari, sulle tradizioni regionali delle varie regioni d'Italia. Per la Sardegna individuò la giovane scrittrice Grazia Deledda, che allora godeva già di una certa visibilità, non di enorme visibilità come avverrà subito dopo, ma certo godeva di una certa visibilità. Chiede a Deledda di preparare un libro che poi diventeranno Le tradizioni popolari di Nuoro, che è un libro che gli antropologi considerano credibile scientificamente ancora oggi. È molto importante per noi perché ci documenta una fase nella quale Grazia Deledda prende coscienza, stavolta scientifica, profonda, più attenta, di tradizioni che per lei erano spesso abitudini quotidiane, canti religiosi e canti funebri che lei aveva sempre sentito e ai quali probabilmente non attribuiva questa potenza fascinosa, non attribuiva questo valore che invece da un punto di vista esterno doveva risultare alto e importante. E dunque per Deledda è l'occasione per conoscere meglio certe tradizioni della sua isola e non solo di Nuoro, anche del circondario barbaricino o della cittadina di Nuoro, e anche per ampliare la gamma di temi possibili da inserire nella sua narrativa. E non solo, nell'occasione della scrittura di questo testo fece una lettera indirizzata alla grande rivista, l'importante rivista Vita Sarda con la quale collaborava, e nella lettera fa un appello accorato che è bellissimo da leggere ancora oggi, un appello accorato a tutti gli intellettuali sardi, invitandoli a collaborare alla sua operazione di ricognizione delle tradizioni popolari e di coralmente di aiutarla a mostrare a uno sguardo straniero, a uno sguardo non sardo, la bellezza delle nostre abitudini.